Si preannuncia un'estate calda per la viabilità di Padova. Da lunedì infatti partiranno i cantieri per il tram sul piazzale della stazione dove, a fine lavori, ci sarà lo snodo in cui si incroceranno le tre linee. Per 3 mesi la zona della stazione sarà interessata da questi cantieri. Nel piazzale della stazione verrà realizzato un anello ad alta capacità che permetterà una presenza contemporanea di mezzi per permettere il passaggio delle diverse linee. Un cantiere molto complesso, visto anche l'alto passaggio di mezzi nell'area. Per questo motivo il lavoro è stato diviso in due. Un primo lotto verrà realizzato nel 2024, mentre un secondo lotto sarà avviato nell'estate del 2025. Per permettere i lavori sarà chiuso l'accesso al piazzale da Via della Pace, mentre si potrà continuare ad arrivare in stazione da Corso del Popolo e da Viale Codalunga, mentre l'ingresso nord di Via Avanzo, quello della Torcella, resta invariato.